Paolo Agus Spurghi SRL, specialista in spurghi civili e industriali, bonifiche ambientali, trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi, lavori edili e video ispezioni. Ci trovate presso la nuova sede amministrativa, ex strada statale 131 al chilometro 10500, zona Corte del Sole, o visita il nostro sito www.paoloagus.it. La società Bartoli Fisio-Redi, con sede a Decimo Mannu, lungo la strada statale 130 al chilometro 14,300, esegue demolizioni industriali, recupero e trasporto materiali ferrosi e non, ritiro materie plastiche riciclabili e non riciclabili e servizi di pressatura. Per prenotare il ritiro dei tuoi materiali, chiama i numeri 340 10 29 181 oppure 346 86 34 752. Bartoli Fisio-Redi sostiene lo sport. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. Amici di Diretta Sport, buon pomeriggio dal Paladante di Sesto per assistere alla 14ª giornata del campionato di Serie A2 di Futsal Girone A. Va in scena qui a Sesto il derby, per un derby di ritorno naturalmente dopo il primo derby stagionale, quello d'andata che ha visto vincere la formazione nata da Mario Mura. Adesso ci sarà naturalmente la possibilità per un pronto riscatto da parte della formazione di Luca Cata, ma naturalmente gli uomini, i ragazzi di mister Mura non vorranno lasciare il passo alla formazione di Orani e compagni per cercare di prolungare ancora verso il vertice della classifica quel punteggio, quella situazione che naturalmente può far sperare nella vittoria finale del campionato. Comunque l'aggancio sicuramente ai playoff di questo campionato per Asquer e compagni. Da Alessandro Carta, buon pomeriggio, al mio fianco come sempre Mattia Bullitta. Mattia, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Alessandro e buon pomeriggio a tutti gli spettatori di Diretta Sport. È iniziato il match qui a Sesto, un derby importante, punti pesanti in gioco sia per i playoff, per il primato, sia per la salvezza. Diamo subito un'occhiata alle formazioni, ma parte subito il Città di Sesto e c'è il gol di Ruffine dopo pochi secondi, dopo 12 secondi. C'è il gol che porta alla firma di Eder Ruffine per l'1-0 del Città di Sesto. Fase difensiva sbagliata da parte di Capitan Perdi, che perde il pallone, riparte il numero 6 Gonzales, anzi il numero 6 Escobar, serve subito Ruffine che non ha nessuna difficoltà a superare Roberto Orani. Diamo subito un'occhiata anche alle formazioni proposte dai due tecnici. Il tecnico di casa Mario Mura manda in porta con la maglia numero 19 Zanata, con la maglia numero 11 Eder Ruffine, con la maglia numero 2 Gigi Asquer. Usa quindi un doppio centrale difensivo Mario Mura per cercare naturalmente di mantenere anche certi equilibri. Poi con la maglia numero 12 Gonzales, con la maglia numero 6 Escobar. Risponde il Leonardo che schiera tra i pali Roberto Orani con la maglia numero 1, con la maglia numero 4 De Murtas, con la maglia numero 5 Piaz, con la maglia numero 8 Davison, con la maglia numero 17 Capitan Perrighe. Ancora Città di Sesto, Zanata il controllo, il lancio lungo verso Gonzales. Davison lascia il diretto avversario che arriva tu per tu con Roberto Orani, ma dubbia e discutibile la scelta di Davison in questa occasione di lasciare il suo uomo, non accompagnarlo sino all'estremo difensore cagliaritano per lasciare poi l'1 contro 1 del portiere, con
il giocatore spagnolo. Adesso fallo laterale dopo la conclusione di perdite dalla parte opposta per il Città di Sesto che schiera, che indossa una maglia rosso-blu con pantaloncino blu e calzettone rosso-blu a strisce orizzontali. Risponde la Leonardo con una maglia bianca con delle bande grigie laterali, calzoncino grigio, calzettone bianco. Dirige l'incontro il signor Andrea Di Vito della sezione dell'Aquila, il secondo arbitro il signor Dario Di Nicola della sezione di Pescara, il crono, e il signor Matteo Litera della sezione di Cagliari. Pubblico delle grandi occasioni oggi alla Paladante di Sesto per questo derby, naturalmente come dicevo a Matibulita, in presentazione importante per la vetta della classifica, dove ovviamente è chiamata in causa il Città di Sesto, che sta disputando una grande stagione anche in questo campionato di Serie A2, 23 punti in classifica a due sole lunghezze dalla Civitella, mentre anche per la zona salvezza, dove c'è l'Alleo con 4 punti in classifica. Ancora Davison, si libera De Murtas, Davison mantiene il possesso palla, va via lui, palla alla piede, supera anche a Square che si distende in scivolata e tocca la palla in rimessa dal fondo al calcio d'angolo per l'Alleo, al volo Piaz, la risposta di Zanatta, ancora Piaz che mantiene il possesso palla, subisce fallo non fischiato, ancora Piaz dalla distanza, palla sul fondo. Zanatta, Gonzales, Ruffine, il pressing di De Murtas, è lui che tocca per ultimo il pallone. Zanatta ancora in presa a terra, poi rilancia con le mani Piaz, di testa prolunga verso Orani che rimette subito in movimento Davison. Non c'è il fallo secondo il direttore di gara sul pressing di Gigi Asquer, fallo laterale in favore della formazione padrona di casa, vale a dire della Città di Sesto. In zona d'attacco Ruffine per Gonzales, sottopiede di Gonzales, ancora per Ruffine dalla parte opposta verso Gigi Asquer, l'ex capitano del Cagliari Calcio a 5. Adesso tra le linee scarica ancora per Ruffine, suo ex compagno proprio nella formazione cagliaritana per tanti anni, così come Ruggiu, Wilson e Giulio Mura, Vanderlei, che oggi sono in tribuna per squalifica. Sia Giulio Mura che Bonfin Vanderlei non prendono parte alla distinta di gioco, non prendono parte alla sfida, non prendono parte a questo derby per squalifica. Perdighe. Il giro palla della Leo con Piaz, osserva lo schieramento dei propri compagni di squadra, ancora Piaz, mantiene lui il pallone, cerca di saltare il primo uomo che è Escobar, ci riesce ma Ruffine lo ferma. Adesso a squadra ancora per Ruffine, 1 contro 1 con Perdiche, Escobar, il pressing di Piaz e può ripartire la Leo, 3 contro 2 a squadra in scivolata, poi Piaz cerca il secondo palo dove c'è De Murtas, ribattuta ancora dalla difesa sestese. Laterale ancora per la Leo sul punto di battuta Piaz, il giro palla Perdighe, Davison manda a vuoto Ruffine, Davison con il sinistro, ribattuto ancora da Square, l'ultimo tocco è ancora del numero 2 maglia rosso-blu, fallo laterale ancora per la Leo in zona d'attacco, Davison 1 contro 1 contro il connazionale, Ruffine scarica Davison per Piaz non riesce ad arrivare alla conclusione, palla ancora in fallo laterale. Già rimessa in gioco, ricordiamo il punteggio: Città di Sesto 1, Leonardo 0. Adesso Cau, il controllo pressato da De Murtas che lo ferma in scivolata, ancora in fallo laterale. Escobar, Ruffine tra le linee per Gonzales, ma ancora il pressing della Leo, va a buon fine Piaz, protegge il pallone dall'arrivo di Cau. Davison di spalle, pressato ancora da Ruffine, l'ultimo tocco è di Davison involontario, quindi Orani può controllare il pallone all'interno del verniciato, lo fa suolo, rimette subito in movimento verso lo stesso Davison, scarica per De Murtas, parallela, chiusa benissimo da Cau che spedisce la palla ancora in rimessa dal fondo, Orani con le mani per De Murtas. Perdi che cerca e trova Piaz.
Ancora Davison, Piaz prende campo, riceve, c'è il pressing ancora di Escobar, all'indietro ancora per Davison, il movimento di De Murtas in fase offensiva, controllato ancora da Andrea Cau, il movimento invece del pallone da parte della Leo. Piaz in parallela per Perdighe, fa spallate Perdighe con Gonzales e poi Perdighe trattiene il numero 12 rosso-blu, calcio in punizione e secondo fallo, anzi primo fallo cumulativo da parte della Leo. Zanatta, Ruffine, il controllo, palla in mezzo, arriva Davison, la finta di Davison va ad anticipare Wilson. De Murtas ancora all'indietro per Davison, stesso quintetto per la Leo di Mister Kata. Ha già cambiato invece il Città di Sestu di Mario Mura, adesso De Murtas pressato da due avversari, non c'è il fallo, non c'è il tocco da parte di Wilson, ma c'è invece quello da parte di De Murtas, fallo laterale per la formazione rossoblù. Lancio lungo ancora per Cau, il controllo, arriva Pios che gli sporca il controllo del pallone, l'ultimo tocco di Andrea Cau, fallo laterale. Perdighe, il pallonetto corto, Andrea Cau interviene di testa, poi De Murtas va a contendere la sfera ancora ad Andrea Cau, l'ultimo tocco del numero 9 della formazione in maglia rossoblù, padrona di casa. Già rimesso in gioco Davison, Perdighe, c'è la parallela, la palla invece in diagonale di Perdighe per Davison, non ci arriva Davison. La rimessa in gioco di Wilson, ancora per Ruffine, chiede spazio Wilson, va poi in profondità, anzi fa il giro corto, va a ricevere nella stessa linea di Ruffine, palla dentro per Cau, di spalle, pressato ancora da Davison e da Perdighe, deve indietreggiare ancora per Escobar, le finte di Escobar, va via lui, palla al piede, palla dentro per Ruffine, sul lato di sinistra, centralmente per Cau, dalla parte opposta Wilson. Le finte di Wilson, scarica ancora per Cau, posizione centrale, arriva De Murtas in pressing, poi Cau è più lesto di Davison, la conclusione non riuscita da Escobar, può ripartire così la Leo. De Murtas dentro per Piaz, c'è l'intervento ancora di Ruffine, può ripartire così il Città di Sestu sul lato di sinistra dove arriva Cau, il controllo, Cau palla dentro per Ruffine, ancora Cau sempre per Ruffine, la conclusione del numero 11 rosso-blu, smorzata, controllata e respinta dall'estremo difensore Beborani. Fuori Escobar, dentro Ruggiu. Adesso il pallonetto per Wilson, ancora Wilson, l'elastico di Wilson su Perdighe, poi la conclusione con la sinistra, ribattuta ancora Wilson sul lato di destra, Wilson il destro, respinto ancora da Orani. Fallo laterale in zona d'attacco per il Città di Sestu. Ancora Wilson, Cau il destro, ribattuto ancora da Piaz in calcio d'angolo. Wilson, il pallonetto per Ruffine in posizione centrale, Ruffine mette la palla dentro per righe di prima, Davison ancora per il liberissimo Piaz, il controllo scarica ancora per Davison, mantiene il posto di palla ancora la Leo, 13 minuti 10 secondi al termine della prima frazione di gioco, sempre Leonardo 0, Città di Sestu 1, o meglio Città di Sestu 1, Leonardo 0, visto che il Città di Sestu è padrone di casa. Ancora Davison, Spanu per Davison, dalla parte opposta per Piaz, il controllo di Perdighe, spalle alla porta, ancora Perdighe in mezzo a due giocatori, palla che arriva ancora Davison, il controllo, elude l'intervento ancora di Andrea Cau, mantiene il posto di palla, ancora la Leo. Porta palla Piaz, si ferma, scarica per Perdighe in parallela ancora Perdighe per Piaz, non allunga la falcata Piaz, palla recuperata però ancora dalla Città di Sestu di prima intenzione, Ruffine per Cau, ma pallone che termina in fallo laterale, la rimette in gioco la formazione della Leo, il cambio poi tra Andrea Cau e Gonzales per il tecnico Mario Mura. Ancora Davison, riceve da Piaz, Davison 1 contro 1 con Wilson, si conoscono bene i due giocatori. Ancora fallo laterale per la Leo sul pressing di Ruggiu.
palla all'indietro, Orani il controllo. Ancora il Città di Sesto con Gonzales, ma c'è il pressing di Spano che poi appoggia per Davison, può ripartire Davison. 3 contro 1, ancora Davison cerca di saltare Ruffine, ma è un vero muro difensivo ed era Ruffine, conosciutissimo in Sardegna proprio per quello, ma non solo in Sardegna, conosciutissimo anche a livello nazionale per essere veramente un difensore, un giocatore difficile da superare, e lo sta dimostrando anche in questo avvio di partita. Ancora Cogotti, scarica per Perdighe di prima verso Murgia, il controllo di Murgia, ancora palla lunga per Spanu, di petto Spanu, il pallone colpisce in maniera fortuita Wilson sulla testa, palla che termina ancora tra i piedi di Cogotti. Murgia, c'è Cogotti che riceve da Spanu, il sinistro di Cogotti deviato, poi Spanu sotto misura cerca il tappin vincente dopo la respinta di Fabrizio Zanatta. Spanu colpisce anche Zanatta che rimane a terra, si alza adesso, gesto d'intesa naturalmente con Spanu, è stato lui stesso a richiamare l'attenzione del direttore di gara, si rialza Fabrizio Zanatta, fallo laterale per il Città di Sesto. Ancora Zanatta, il pressing di Spano, palla nello specchio della porta, Orani la recupera, adesso la palla per Cogotti, posizione centrale, Cogotti può scaricare verso Murgia, il sinistro deviato ancora davanti alla porta da Gigi Asquer. Sempre accesa la partita, sempre vivace questa prima frazione di gioco, sono trascorsi 9 minuti. Calcio d'angolo battuto male da Cogotti, c'è il recupero di Murgia, ha capito tutto Wilson, palla recuperata e spedita ancora in fallo laterale. Asquer scarica per Gonzales, il controllo, ancora palla per Asquer di sinistro, di prima intenzione, palla intercettata ancora da Cogotti, poi Murgia dentro per Cogotti che allarga sul lato di sinistra. Non era sbagliata l'idea, ma non è partito Fabio Perdighe naturalmente per dare anche copertura. Adesso sbaglia la giocata Luca Ruggiu, palla che torna subito tra i piedi della Leo, ancora Cogotti, il controllo, doppio passo di Cogotti, non si fa superare Asquer, palla in fallo laterale. Giocata all'indietro verso Perdighe, c'è Murgia libero, riceve Murgia tra le linee, palla ancora per Cogotti, va in profondità con l'esterno intelligente, geniale l'assist di Cogotti per Murgia. Se fosse passato il pallone probabilmente si sarebbe trovato in posizione defilata, ma molto vicino a Fabrizio Zanatta all'interno quasi dell'area di rigore per provare la conclusione col suo piede buono, vale a dire il sinistro. Ancora Cogotti controllato questa volta dal numero 4 Vaccargiu, tutto regolare secondo il direttore di gara, il contatto all'interno dell'area di rigore della Città di Sesto. Riparte la formazione sestese con Ruffine per Asquer, ancora Vaccargiu, poi Ruffine, Vaccargiu controlla, lo anticipa ancora Murgia, la palla rimane là, Vaccargiu trova il passo, il tempo, il pallone per la conclusione che sfiora il palo alla destra dell'estremo difensore Roberto Orani. Ezzi per Murgia, palla in profondità per lo stesso Ezzi, chiuso in maniera proficua da Vaccargiu in fallo laterale. Ancora Cogotti, pallone sul lato di sinistra, Murgia, la conclusione col sinistro, palla che colpisce il palo interno e termina in fallo laterale. La sventola col sinistro di Murgia, si salva il Città di Sesto, adesso Vaccargiu, palla in fallo laterale. 9 minuti 43 secondi al termine della prima frazione di gioco, ancora 1-0 per il Città di Sesto sulla Leo, ma partita che rimane sempre vivace, sempre aperta. Ancora Murgia pressato da Escobar, poi Murgia commette fallo, c'è il calcio di punizione e il giallo per Murgia. Sistema il pallone sul punto di battuta
Il numero 17 Luca Ruggiu proverà lui probabilmente la conclusione col sinistro. Escobar vicino a Luca Ruggiu col destro, ma si defila anche Escobar. La conclusione la proverà sicuramente Ruggiu col sinistro. Parte Ruggiu col sinistro, palla ribattuta dalla barriera, poi ancora Vaccargiu, palla dentro per lo stesso Ruggiu, la palla rimane là, sbaglia Spano e poi il sinistro ancora di Luca Ruggiu sul fondo. Adesso Spano, palla di ritorno per Cogotti, troppo lunga, che termina direttamente tra le braccia di Fabrizio Zanata, che rimette in movimento subito Rufina e poi Cogotti. Gonzales mantiene il pallone in campo. Escobar ancora per Gonzales, il pallone di ritorno per lo stesso numero 6 del Città di Sesto, la scivolata di Ezzi che spedisce la palla in foro laterale. Ancora Rufine, pressing della Leo, riceve Gonzales. Ancora Rufine verso il catalano Escobar, la finta, si accentra Escobar, mantiene il posto di palla ma la recupera ancora la Leo con Spanu, la sovrapposizione di Ezzi, servito Ezzi, il sinistro di Ezzi, ancora Fabrizio Zanata, poi la rovesciata tentata da Marco Spanu, l'ultima deviazione è la sua, palla che termina ancora in rimessa dal fondo, ma un'altra occasione da gol per la Leo. Leo che non demorde, Leo che si sta giocando la sua partita in questo derby nonostante la differenza di punti in classifica. Adesso l'errore di Vaccargiu per Zanata, pressato subito dai giocatori della Leo, ancora il sinistro di Murgia, poi Espano che cerca di recuperare il pallone, palla che arriva ad Escobar, l'ultima deviazione è dello stesso Escobar, non è così secondo il direttore di gara. Ultima deviazione invece di Alessio Ezzi in foro laterale. Già rimesso in gioco Ruffine. Escobar, il pressing di Cogotti che recupera palla, ancora Cogotti, c'è il fallo forse di Escobar anche da terra, non fischiato. Adesso Ezzi, palla in diagonale dove c'era De Murtas ma non riesce ad arrivare sul pallone il numero 4 della formazione della Leo per l'intervento in fase difensiva dei giocatori della Città di Sesto. Ancora De Murtas, adesso Cogotti, la finta, può scaricare per Ezzi. De Murtas, la conclusione di Murgia dalla distanza, palla sul fondo. Entra anche Tidu, fermo ai box da qualche settimana per problemi muscolari, oggi fa il suo rientro in campo, lo vediamo comunque pimpante, andare subito in pressing sul numero 6 Escobar, lo fa anche in questo momento, ancora Escobar all'indietro per Zanata, il sinistro di Zanata, pallone lungo, Orani chiama la sfera al limite della propria area di rigore, la rimette subito in gioco per De Murtas, Ezzi e Murgia, 3 del quintetto che mister Luca Cata aveva a Sant'Adi e che si è portato dietro anche alla Leo. Adesso viene fermato Murgia dal numero 6 Escobar, palla ancora in foro laterale, fuori Murgia, dentro Perdighe, ancora palla in possesso alla Città di Sesto, Wilson per Gonzales, la parallela alta di Ruffina, ancora per Gonzales, fermato in faro laterale dal numero 10 Tidu. Adesso si ferma il gioco, Mattia. Un primo tempo vivace, sono trascorsi 13 minuti di gioco, 1-0 per il Città di Sesto, ma la Leo, nonostante la differenza di classifica e naturalmente quello che è il, partiamo dal presupposto, il roster anche a disposizione dei due tecnici, si sta giocando la sua partita. Sì, Leonardo nettamente meglio, soprattutto nella parte centrale del primo tempo, ha messo molto in difficoltà Città di Sesto, con pressing e conclusione dalla distanza. Il palo di Murgia dovrebbe suonare anche come un cappello di allarme per il rossoblù di Mister Mura, che ok, è vero che hanno 2 assenze ma allo stesso tempo stanno soffrendo forse un po' troppo. Una Leo coriacea, vivace,
che non demorde e che ha bisogno disperato di punti per evitare che la zona salvezza e anche play-out scappino. Ezzi, il controllo, palla sull'out per Capitan Perdiche, c'è il pressing di Gonzales, Perdiche controlla il pallone, ancora Perdiche fermato da Gonzales, fallo laterale ancora per l'Alleo, palla dalla parte opposta, arriva De Murtas, arriva anche Ezzi e De Murtas che controlla la sfera. Perdiche dentro per De Murtas, ancora il giro palla della Leo, ma controlla magistralmente Wilson, 3 contro 2 del Cisei Sesto, scarica Wilson per Escobar, ancora Wilson, l'ultima deviazione poi è di Gonzales sul fondo, spreca così una ripartenza pericolosissima il Città di Sesto, e adesso c'è il fallo di Escobar ai danni del numero 17 Fabio Perdiche, fallo numero 1 per il Città di Sesto, 2 quelli commessi dalla Leo, 1-0 ancora per il Città di Sesto contro la formazione allenata da Luca Cata. Partita correttissima sino a questo momento dell'incontro. Calcio di punizione, parte Ezzi con la sinistro, pallone che prende il giro ad uscire, si allarga troppo rispetto alla porta difesa da Fabrizio Zanata e termina sul fondo, la può rimettere subito in gioco Zanata verso Ruffine, ancora a squadra di prima intenzione per Escobar, Wilson 1 contro 1, viene fermato, adesso Escobar a squadra, posizione sul lato di destra, c'è il gol di Asquer col destro, addirittura il gol di Asquer che sorprende Roberto Orani, mette la palla sul palo lungo dove l'estremo difensore dell'Alleo non può arrivare. 5 minuti 40 secondi al termine, Città di Sesto 2, Leo 0. Ancora De Murtas per Perdiche, adesso Davison viene fermato e controllato da Square, palla che termina in fallo laterale. Zanata, adesso Ruffine, palla in parallela dove però non ci sono giocatori del Città di Sesto, arriva adesso a Square, palla dentro per Davison, ancora Davison, il dribbling viene fermato poi da Escobar, già rimessa in gioco a Perdiche per Davison, ancora Davison, palla dentro per Tidu, ma capisce tutto Wilson che poi viene fermato ancora da Davison in fallo laterale. Escobar, il dribbling su Perdiche, c'è il fallo di Perdiche. Calcio di punizione, Ruffine sul punto di battuta, ancora la finta di Cau, riceve Wilson, il controllo 1 contro 1, adesso arriva Ruffine, il pressing di De Murtas, Ruffine all'indietro per Square, il controllo, poi l'assist verso Cau, palla fermata ancora, giocata fermata ancora da Fabio Perdiche in fallo laterale. Wilson all'indietro per Ruffine, il pallone lungo per Asquera con il sinistro, aggancia Asquera, calcia in diagonale, controlla la sfera Orani, palla che termina sul fondo, adesso Piaz, ancora Piaz 1 contro 1, mantiene il posto di palla, poi viene fermato da Asquera. Piaz, Davison ancora fermato da Square, ancora Piaz verso Davison, le finte di Davison, il destro ribattuto ancora da Square, Piaz all'indietro verso Perdiche, De Murtas, il controllo
a seguire di De Murtas, che elude il primo intervento di Ruffine, poi Ruffine si allunga, spedisce ancora in calcio d'angolo, già battuto dallo stesso di Murtas. Davison, le finte di Davison, palla per Piaz, pallone troppo lungo, palla che termina in fallo laterale. Rimesso in gioco da Square, Zanatta, il controllo, gioca corto questa volta per Ruffine, lo scambio con Cao, ancora Ruffine dalla parte opposta, arriva Square, può liberare il sinistro e lo fa con un pallone sotto l'incrocio dei pali e arriva la doppietta per Gigi Square in questo derby di ritorno tra Città di Sestu e Leonardo. 3-0 per la formazione padrona di casa. Ancora Davison, adesso Wilson capisce la giocata di De Plano, ma può ripartire Davison, ancora la finta di Davison, si allarga il destro, Zanatta dice ancora di no alla giocata di Davison. Laterale già battuto, Cogotti l'ha battuta, la conclusione dalla distanza, poi Piaz all'indietro verso Roberto Orani, ancora Orani per De Plano, il controllo, palla giocata in parallela, disturbato e fermato ancora da Ruffine, poi De Plano si porta la palla direttamente in fallo laterale, già giocata verso Cao, ma può ripartire Piaz, ancora Piaz, il dribbling su Cao, c'è il pressing ancora di Cao, De Plano per Davison, il dribbling tentato su Luca Ruggiu, lo ferma il numero 17 in rossoblu, ancora Leonardo con De Plano, c'è Davison, spalle alla porta, scarica per Cogotti, palla dentro ancora per De Plano, spalle alla porta, si gira De Plano, la palla che va verso l'angolino della porta difesa dall'estremo difensore Fabrizio Zanatta, deviata in calcio d'angolo, già battuto Piaz con il sinistro, palla ribattuta ancora da Ruffine, poi riparte Wilson, c'è il pressing di De Plano, il tocco di Wilson su De Plano, De Plano finisce all'interno della panchina del Città di Sestu, la palla invece termina in fallo laterale, già rimessa in gioco, riparte così la Leo, ancora De Plano, palla fuori per Davison, c'è Piaz libero dalla parte opposta, 1 contro 1 con Luca Ruggiu, il doppio passo, si accentra ancora Piaz, scarica per Davison che si accentra. Adesso Cogotti riceve da Davison, 1 contro 1, il doppio passo di Cogotti, c'è il fallo di Escobar, calcio di punizione fischiato ai danni di Cogotti, o meglio ai danni di Escobar in favore della Leo e quindi di Gigi Cogotti, calcio di punizione. Siamo all'altezza degli 11 metri laterali però rispetto alla porta, difesa da Fabrizio Zanatta. Sul punto di pallo, sulla punto di battuta Davison, c'è il movimento di De Plano ad uscire, ancora Davison per De Plano, scarica ancora per Davison, non riescono ad andare alla conclusione, adesso Cogotti il controllo, ancora Cogotti cerca l'assist dalla parte opposta per De Plano, Cogotti per Davison, De Plano riceve in questo momento ancora pallone all'indietro, ma arriva Ruggiu, palla per Escobar, De Plano poi in scivolata, anticipa sia il diretto avversario che l'estremo difensore Roberto Orani e porta la palla in calcio d'angolo. Già battuto, arriva Ruggiu all'interno dell'area di rigore, la conclusione è ribattuta ancora dai difensori della Leo, poi Cogotti cerca il servizio per Piaz, palla smorzata e recuperata ancora dall'estremo difensore Fabrizio Zanatta che rimette subito in movimento i propri compagni di squadra, lancio lungo adesso di Ruffine, palla che termina dalla parte opposta tra i piedi dell'estremo difensore Roberto Orani che mette subito in movimento Davison, 1 minuto e 54 secondi al termine di questa prima frazione di gioco, 3-0 per il Città di Sestu contro la Leo, ancora De Plano, sinistro e destro, ribattuta ancora da Luca Ruggiu in fallo laterale. Adesso la conclusione di Cogotti dalla distanza, ribattuta da Cao, sempre Cogotti mantiene il posto palla ancora per Davison, arriva al rimorchio De Plano, si gira Davison, pallone ribattuto da Escobar, Zanatta con le mani verso Ruggiu di testa, spedisce la palla in fallo laterale, riesce a colpire la palla di testa
ma non riesce a controllarla. Riparte così la Leo. Mattia, un parziale di 3-0 dopo un periodo dove il Città di Sesto non riusciva a segnare la Leo, tantomeno, per cui adesso allunga il Città di Sesto, 3-0 che ovviamente andando così al riposo, anche se manca 1 minuto e 15 secondi, comunque pesa. È un vantaggio importante, certo. È vero che la Leo ci ha provato tutti i modi, ma è vero che c'è un Gigi Square 47enne, quasi 47enne, che sta dimostrando anche questa stagione che può fare la differenza. Ha trovato 2 conclusioni bellissime, una da posizione defilata, l'altra con una bordata all'incrocio. Ha fatto quello che doveva fare. Escobar ha rubato palla a Davison, Escobar il contropiede, il fallo di Davison ravvisato dal direttore di gara, punizione pericolosa per il Città di Sesto. Calcio di punizione per il Città di Sesto sul punto di battuta. Arriva Ruffine, Luca Ruggio sistema il pallone ma lascia la battuta al numero 11 rossoblu, probabilmente si allarga forse anche per andare alla conclusione di incontro col sinistro, ma sul pallone va il numero 6 Escobar, ma arriva il time out chiesto da mister Mario Mura. Si riparte dopo il time out chiesto dal tecnico del Città di Sesto Mario Mura per sfruttare al meglio, per provare a sfruttare al meglio questo calcio di punizione. Sul punto di battuta va il catalano Escobar. Si aspetta soltanto il fischio del direttore di gara, 2 uomini in barriera per Roberto Rani che sono Davison ed Plano. Cogotti a controllare Ruffine, Luca Ruggio sul palo, l'accoppiata insieme a Piaz. Parte Escobar, scarica la palla che finisce in rete, il gol di Gonzales che arriva sotto l'incrocio dei pali a controllarlo. In teoria sarebbe dovuto uscire Davison, non lo controlla, palla che termina dalla parte opposta sotto l'incrocio dei pali per il 4-0 del Città di Sesto contro la Leo. Cogotti, Piaz per Davison, c'è il contatto, poi Luca Ruggio che tenta il tunnel su Piaz, l'ultimo tocco del numero 17 rossoblu, fallo laterale in favore della Leo. Ancora Piaz, De Plano scarica per Cogotti, Piaz tra le linee, va lui a ricevere, scarica ancora, adesso Davison, serve De Plano con la sinistro, il controllo, il tiro, ribattuto ancora da Ruffine. Davison, la conclusione ribattuta da Gonzales, ancora calcio d'angolo per la Leo. De Plano, Davison, il controllo, palla sul secondo palo, non riesce Cogotti a girarla verso la porta, difesa da Fabrizio Zanatta, palla che termina ancora in fallo laterale. Già rimessa in gioco adesso Piaz,
mantiene il possesso di palla Piazza, serve Cogotti con la destro, palla sul primo palo, si distende ancora Zanatta, la fa sua in presa a terra, adesso lancio lungo, Gonzales non riesce nell'aggancio, se lo perde Pippo Piazza nell'1 contro 1, palla che scivola sul fondo, già rimessa in gioco da Roberto Orani. 4 secondi al termine del primo tempo, adesso Davison anticipato ancora da Escobar e poi termina qui la prima frazione di gioco con il parziale di 4-0 in favore della città di Sesto, grazie al gol messo a segno da Rufine che sblocca il risultato dopo pochi secondi, l'1-0, poi la doppietta di Asquer per il 2-3-0 e il 4-0 che porta la firma di Gonzales sugli sviluppi di un calcio di punizione con la palla calciata col destro dalla breve distanza che finisce sotto l'incrocio dei pali della porta difesa da Roberto Orani. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. Bentornati ancora dalla Paladante di Sesto per assistere alla seconda frazione di gioco tra il Città di Sesto e la Leo. 4-0 il parziale dopo i primi 20 minuti di gioco. Si riparte con il Città di Sesto in possesso palla. Diamo subito un'occhiata ai quintetti riproposti dai due tecnici. Città di Sesto che schiera ancora Zanatta tra i pali con la maglia numero 19, con la maglia numero 10 Capitan Wilson, con la maglia numero 11 Ruffine, con la maglia numero 6 Escobar, con la maglia numero 12 Gonzales. Risponde la Leo che schiera Orani tra i pali con la maglia numero 1, con la maglia numero 4 De Murtas, con la maglia numero 5 Piazza, con la maglia numero 8 Davison, con la maglia numero 17 Fabio Perdighe. Ancora Piaz, scarica per Orani, Orani ancora per Piaz, il controllo di Piaz in parallela ancora per De Murtas, pallone all'indietro per lo stesso Piaz, dalla parte opposta per Davison, il controllo ancora Piaz, fermato da Escobar in fallo laterale. Davison verso Fabio Perdighe, ancora Perdighe tra le linee per Piaz, a parte Piaz viene fermato ancora da Escobar in fallo laterale. Davison di prima intenzione per Capitan Perdighe, ribattuta il suo passaggio verso De Murtas dal numero 12 Gonzales, adesso lancio lungo di Perdighe per Davison, il controllo di Davison 1 contro 1 con Wilson, passa il pallone, la conclusione di Piazza, ancora Davison e c'è il gol di De Murtas sotto misura che accorcia le distanze. De Murtas porta a 1 le marcature della Leo, ma soprattutto caparmia l'azione di Davison che va a servire Piazza, la conclusione del ribattuto, ancora poi l'assist per De Murtas sotto misura per il 4-1 del Città di Sesto contro la Leo, quando al termine dell'incontro mancano 18 minuti e 37 secondi. Ancora Escobar, serve Ruffine, il pallonetto di Ruffine, palla spedita il più lontano possibile, vale a dire nella metà campo della Leo, dove il capitano Fabio Perri che si appresta a battere la rimessa in gioco, fallo laterale già battuta a Piazza di prima intenzione, ancora per Perdighe, pallone verso Orani, ancora Davison, Perdighe, la finta di De Murtas, va De Murtas alla ricerca del pallone che arriva però nel verniciato, recuperato subito da Fabrizio Zanatta che lo gioca corto per Ruffine, il controllo dell'espertissimo centrale difensivo brasiliano, adesso arriva Davison che chiude l'1-2 tra Gonzales
Lo stesso Ruffine, pallone all'indietro per Orani, De Murtas il controllo, adesso ancora Davison per Piaz che sta agendo in questo momento da pivot, ancora Piaz contro il numero 10 nonché capitano, vale a dire Wilson, palla deviata ancora in foro laterale. Calcio d'angolo già battuto, pallone fuori. Ancora Davison, palla giocata ancora per Piaz, pallone di ritorno, la palla rimane là, Davison di spalle non riesce a servire il compagno di squadra, la conclusione poi di De Murtas, c'è il tocco di Escobar in calcio d'angolo, ancora Perdighe verso Davison, adesso De Murtas spara la porta, va via a Ruffine, poi il sinistro lento ma pericoloso controllato da Fabrizio Zanatta, palla che sfiora il palo e termina sul fondo. 17 minuti 30 secondi al termine dell'incontro. Adesso c'è l'intervento di Perdighe, c'è quello di Ruffine, il fallo su Perdighe, gesto d'intesa tra Ruffine e Fabio Perdighe, calcio di punizione per la formazione ospite, vale a dire la Leo. Sul punto di battuta ancora Perdighe, mette giù la sfera, può servire il proprio compagno di squadra, vale a dire il numero 8 Davison, il controllo, ancora palla dentro per Perdighe, ancora il controllo di Perdighe, scarica per Piaz, fa sportellate con Gonzales, palla dentro per Perdighe che non entra in scivolata, evitando soprattutto il contatto con Zanatta che stava uscendo in presa a terra. Adesso ancora Escobar, c'è Davison che tenta il dribbling fermato da Gonzales, adesso Piaz, riparte la Leo, c'è il fallo fischiato ai danni di De Murtas. Calcio di punizione per il Città di Sestu, arriva Escobar a servire il pallone alla connazionale Gonzales. Adesso l'intervento ancora di Piaz in anticipo, Davison può provare il destro, ribattuto ancora dalla difesa del Città di Sestu. Ancora fallo laterale già rimesso in movimento da De Murtas, Davison riceve, scarica ancora per Perdighe, palla dentro ancora per Perdighe, la conclusione di prima intenzione ribattuta ancora da Square in calcio d'angolo. Sul punto di battuta ancora Perdighe, fuori per Davison, il destro De Murtas ancora ben appestato sul secondo palo, cercava di concludere verso la porta difesa da Zanatta ma viene anticipato ancora da Ruffine. Piaz all'indietro per Davison, ancora Piaz, il controllo, scarica per Davison, riceve palla ancora Perdighe dalla parte opposta a De Murtas, il controllo va in profondità, Perdighe, De Murtas si accentra, scarica per Piaz, non gli restituisce il pallone, scarica invece centralmente, la conclusione ancora di Davison dalla distanza, ribattuta ancora da Ruffine in foro laterale. 16 minuti 11 secondi al termine dell'incontro. Adesso Perdighe scarica per Piaz, palla dentro per Davison che si gira, Zanatta ci mette una pezza, rischia l'erroraccio Zanatta, rischia la figuraccia Zanatta ma gli va bene, palla che termina in calcio d'angolo, già rimessa in gioco da De Murtas per Perdighe, ancora Piaz, il controllo di Perdighe, fa perno con la piede, cerca di superare Escobar che però lo ferma ancora in foro laterale, già rimessa in gioco, riparte ancora la Leo con Perdighe all'indietro per Piaz, senza guardare il pallone arretrato rispetto alla posizione dell'ex giocatore di Basilea e Cagliari C5, ancora palla dentro, non si accorge Piaz, non si accorge in un primo momento neanche Gonzales che poi però recupera il passo, la posizione, la postura del corpo e la stessa sfera per rimetterla subito in movimento, ancora Ruffine, la finta di Ruffine, palla dalla porta opposta, geniale ancora la giocata di Ruffine, Escobar, pallone intercettato e poi arriva il tocco di Perdighe in foro laterale. Si rialza Gonzales, si rialza Escobar, scusate. Laterale Cau,
La conclusione col destro, passa il pallone, Perdiche non controlla il secondo palo a dovere, dove è arrivato in scivolata Escobar, che rischia di superare ancora Roberto Orani. Palla dentro De Murtas per Perdiche, pallone recuperato però ancora dall'esperienza e dalla classe ancora, nonostante le 47 primavere di Gigi Asquera. Adesso palla deviata ancora da Perdiche, recuperata da Orani. De Murtas, palla dentro per Perdiche, ancora Perdiche anticipato, ancora da Escobar, palla in fallo laterale. Davison, il controllo di Perdiche, porta palla Perdiche, scarica ancora Davison dentro per De Murtas. Adesso Piaz dentro per Perdiche, fermato da Square, si riparte col laterale, già pronto Cogotti al posto di De Murtas. Ancora Cogotti, scarica per Davison, Piaz, il controllo, palla dentro ancora per Cogotti con la sinistro, respinge ancora Zanatta. Mattia, in questa seconda parte, o meglio in questa prima parte del secondo tempo, più pericolosa la Leo. Sì, è entrata meglio in questa ripresa la Leo di Mister Catta, ha creato vari pericoli, ha trovato il gol che gli ha permesso di accorciare le distanze, un gol meritato per quanto ha creato nel primo tempo e forse ne meriterebbe anche un altro per quello che stiamo vedendo in questa ripresa. Palla che adesso arriva in tribuna, si riparte con il fallo laterale in favore della Leo. Già rimessa in gioco Murgia di prima, piazza il pallone di ritorno di prima intenzione di Piazza, e poi c'è il dribbling tentato da Escobar, non si fa superare Davison. Ancora Cau, il pressing di Piazza, recupera la palla Piazza, Cogotti allarga per Murgia col sinistro, il pallonetto verso Davison, ancora Davison, il controllo, entra in scivolata Square, lo ferma prima che potesse calciare in porta. Adesso l'ultima deviazione è di Escobar sul pressing di Murgia, che dispedisce il pallone sul piede, lo fa carambolare così in fallo laterale, già rimesso in gioco. Adesso Cogotti, il piazzato tentato da Cogotti ma di fronte a Square, poi arriva Piazza che controlla il pallone, lo serve all'indietro per Orani, ancora Piazza. Davison perde palla, poi c'è Cau, l'intervento, perde palla ancora il Sestu, Cau di testa prolunga verso Zanatta che recupera la sfera con le mani, serve Ruffina all'indietro per Escobar. Ancora Ruffina dentro per Asquera. Asquera riceve da Escobar, poi c'è Cau, ma c'è il pressing ancora di Davison, palla in fallo laterale. Cina di Sesto ancora in posto palla, 4-1 il risultato sino a questo momento dell'incontro, mancano 12 minuti 45 secondi al termine. Adesso Murgia, palla dentro per Cogotti, intercettata e toccata col petto da Andrea Cau che fa terminare la palla così in fallo laterale, già rimessa in gioco dalla Deo, palla dentro per Tidu. Ancora Tidu in diagonale per Cogotti, ottima la palla di Tidu per Cogotti, non riesce ad arrivare il numero 6 della formazione allenata da Luca Catta, palla che termina così sul fondo per Zanatta, la ripresa con le mani, lo fa in questo momento ancora verso Cau, passo palla della città di Sestu, adesso Asquare, le finte di Asquare, scarica per Ruffine, pressato da Gigi Cogotti, poi l'ultimo tocco del numero 11 rossoblu, pallone già giocato per Tidu, la conclusione di Tidu dalla distanza, ancora Zanatta in fallo laterale. Anzi, calcio d'angolo per la Leo, Murgia dalla distanza col sinistro, corpo in dietro, pallone che termina abbondantemente sopra la traversa della porta difesa da Zanatta. Adesso Orani chiama la sfera con le mani, va in anticipo su Asquare. Adesso Cogotti, il doppio passo, palla dentro per Davison, recupera palla Davison, ma poi c'è Cao, ancora Cogotti che capisce tutto, le finte di Cogotti.
scarica per Davison, la finta di Davison, riceve Murgia con il sinistro, palla calciata in diagonale, poi ancora Murgia con il destro, palla che rimane là e c'è il gol di Cogotti per il 4-2 della Leo, che accorcia ancora le distanze quando al termine dell'incontro mancano 11 minuti e 48 secondi. Ancora Rufine, palla recuperata adesso da Tidu, che sbaglia però il tocco. Adesso Cau, il pressing di Cogotti, Cau gioca verso Luca Ruggiu, palla che aveva già superato la linea del fallo laterale in zona d'attacco per la Leo. Ancora Murgia, le finte, calcia, risponde presente Luca Ruggiu. Mattia, come avevamo detto in precedenza, sembrava una Leo con un piglio diverso, accorcia ulteriormente le distanze, ma ancora più 2 per la formazione padrona di casa. Sì, ma è un vantaggio comunque non rassicurante per gli uomini di mister Mario Mura. La Leonardo, ripetiamo, è entrata benissimo in campo nel secondo tempo, ha trovato 2 gol meritatissimi per quello che si è visto, e anche il gol del 4-2 è figlio di una situazione di caos, di confusione che sta vivendo un po' la squadra di casa. Conclusione dalla distanza col sinistro sugli sviluppi del calcio d'angolo, battuto dalla Leo. La conclusione di Murgia, che termina ancora sopra la traversa, cerca di ripartire così il Città di Sesto, ma viene fermato ancora e subito da Gigi Cogotti in fallo laterale. Sul punto di battuta Ruffine cerca e trova ancora Vaccargiu, palla dalla parte opposta, Escobar contro Tidu, ancora Escobar, lo ferma Tidu, recupera il pallone, ancora Tidu si accentra, scarica per Cogotti, capisce tutto ancora l'esperienza di Ruffine, che sa già dove termina il pallone, ci arriva soprattutto mentalmente prima di tutti gli altri. Questa è una delle sue caratteristiche, una delle sue qualità. Adesso il sinistro di Murgia, deviato ancora da Zanatta in calcio d'angolo. Tidu fuori per Davison, il tocco di Luca Ruggiu sulle gambe dello stesso Davison, palla che carambola sul numero 8 della Leo e termina così in fallo laterale. Già rimesso in gioco, ancora Ruggiu, si accentra, fermato molto bene da Murgia, che riparte. Ancora Murgia, il dribbling, altra ripartenza, questa volta di Escobar, che viene fermato poi da Gigi Cogotti in calcio d'angolo. Non viene dato il calcio d'angolo. Riparte così la Leo. Ancora Davison, palla in profondità per Murgia, che invece cercava di accentrarsi per liberare il sinistro. Palla che termina così in fallo laterale. Rufine scaricherà per Zanatta, lo fa in questo momento, va in profondità Escobar con la sinistro, Escobar di testa, Orani si fa trovare pronto e spedisce poi in calcio d'angolo. Già rimessa in gioco, palla fuori per Zanatta, il controllo di Zanatta, deve superare la metà campo avversaria, lo fa in questo momento, gioca il pallone come un giocatore normale, dove non ha più i 4 secondi per giocare la sfera. Adesso arriva Ezzi, il contrasto vinto da Rufine, ancora Ezzi in pressing. Rufine con
calma, senza quasi scomporsi, senza quasi sudare, alleggerisce all'indietro, poi riparte così il Città di Sesto. Ancora con Escobar, all'ultimo tocco di Ezzi, Ruffine, Escobar, si accentra Escobar, prova il destro, Orani si distende in tuffo, recupera la sfera, serve ancora per Cogotti. Da Cogotti per Murgia, ancora Cogotti, il controllo, pallone ancora tra i piedi della Leo, Tidu scarica per Ezzi, Murgia di tacco ancora per la conclusione di Tidu, ma Zanatta non ha difficoltà, la controlla in due tempi. Adesso la conclusione di Gonzales col destro al volo, palla che termina sul fondo. Cogotti, poi Murgia, il controllo, spalla la porta, ancora Ezzi che però sbaglia, poi c'è il contatto all'interno dell'area di rigore, Orani recupera la sfera, mette subito in movimento il numero 10, nonché suo nipote Marco Tidu che serve Cogotti. Ancora Murgia, la conclusione, ancora Zanatta chiamato agli straordinari dalla distanza, dal numero 11 in maglia bianca. Calcio d'angolo, Tidu sul punto di battuta, ancora per Murgia, la finta, poi prova il sinistro sul primo palo, palla che termina sul fondo. Adesso Gonzales si ferma, cerca dalla parte opposta Ruffine, l'intervento ancora di Ezzi che spedisce in fallo laterale. Ancora Gonzales, serve Escobar dalla parte opposta, il tocco per capitano Wilson tra le linee e Ruffine, ma c'è il pressing ancora della Leo, esce molto bene però palla al piede ancora il Città di Sesto, poi arriva Ezzi per Tidu, la conclusione di Tidu dopo il controllo al volo, respinta ancora da Zanatta. Adesso il sinistro di Ezzi ribattuto da Gonzales, il pallonetto morbido di Ruffine per Wilson, il destro sul primo palo, palla che sfiora l'incrocio dei pali della porta difesa da Roberto Orani, ma termina sul fondo. Lo stesso Orani che rimette subito in movimento Tidu. Adesso 1-2 tra Ezzi e Spanu, palla recuperata ancora dalla Città di Sesto. Escobar si accentra, ancora la risposta di Orani e poi c'è il gol di Wilson che porta a 5 le marcature per il Città di Sesto. Sulla ribattuta di Roberto Orani arriva il tap-in vincente di Capitan Wilson. Riparte la Leo, ancora la finta di Murgia, si accentra, mantiene il possesso Murgia, poi calcia col destro, palla che termina sul fondo. Ancora Gonzales, pallone lungo di Escobar, ma c'è il fallo del numero 10 Tidu, secondo il direttore di gara, calcio di punizione per il Città di Sesto. Già rimesso in gioco da Ruffine. Ancora Ruffine, palla dentro per Wilson d'esterno, serve ancora Gonzales, il controllo, palla dalla parte opposta. Wilson scarica per Ruffine, ancora Ruffine, mantiene il posto palla, pressato da Ezzi, e Ruffine che si porta la palla direttamente in fallo laterale. Palla battuta dentro, Zanatta esce con la palla tra i piedi, può superare lui la linea mediana del campo, poi scarica per Wilson il pallonetto, ma arriva ancora Roberto Orani, poi Ezzi chiude in calcio d'angolo.
Wilson, il pallonetto, Gonzales al volo, Rani blocca e rimette subito in movimento Tidu. Ancora Tidu, scarica per Murgia, probabilmente subisce fallo, non è così secondo il direttore di gara, può ripartire così il Città di Sesto, palla per Escobar, ancora Escobar, le finte, il destro ribattuto ancora da Spano, poi il palleggio di Escobar, arriva Tidu in pressing 2 contro 1, vanno giù sia Escobar che Tidu, poi Wilson manda a sedere il numero 9 Spanu. Adesso Ruffine, la giocata di Wilson. Escobar chiama l'attenzione dei propri compagni di squadra, è rimasto contuso dopo lo scontro con Marco Tidu. Lascia il campo ed entra a square. Ancora Ruffine, il pallonetto dalla parte opposta per Gonzales, controllo col petto, arriva Davison, è lui che tocca la palla verso Orani, adesso Tidu, Spanu, il controllo si accentra, c'è il fallo di Ruffine su Marco Spanu. Calcio di punizione in favore della Leo. Sul punto di battuta Davison. Ancora Davison, cerca e trova Spanu libero. Controllo di Marco Tidu, si accentra Tidu, trova ancora Davison che riallarga per lo stesso Tidu. L'assist per Ezzi, palla fuori per Davison, adesso Spanu. Il colpo di tacco poi di Ezzi, anzi di Tidu all'interno dell'area di rigore, poi c'è il contatto tra Davison e Wilson, tutto regolare secondo il direttore di gara. Si riparte con la palla ancora tra i piedi del Città di Sesto, quando al termine dell'incontro mancano 5 minuti e 42 secondi. Città di Sesto 5, Leonardo 2. Adesso Orani lascia il posto a Perdighe, ancora Piaz per Perdighe, quinto uomo di movimento per la Leo in questi ultimi 5 minuti e 20 secondi di gioco. Davison rischia, ancora la conclusione, porta sguarnita, Zanata prova la conclusione, Piaz gli si frappone tra lui e il pallone, il tocco con la palla che poi termina in fallo laterale, mentre non rientra Roberto Orani in porta, ma entra il numero 12 Claudio Cossu, il giovane secondo portiere della Leo. Ancora Gonzales, il tunnel addirittura ai danni di Davison, che poi però recupera il pallone della posizione. Spanu manda a vuoto il diretto avversario, non la fattispecie a square. Ancora Spanu, serve Piaz. Adesso Davison scarica ancora per Piaz, palla ricevuta da Spanu. Perdighe, Piaz va tra le linee, non riceve, ancora Ezzi, palla fuori ancora per Perdighe, il controllo del capitano, ancora Davison, posizione centrale, scarica per Piaz, ancora Piaz, Spanu non riesce a trovare varchi, però la Leo per l'ottima difesa del Città di Sesto. Ancora Ezzi di prima intenzione, gira verso il secondo palo dove non può arrivare Marco Spanu per l'intervento ancora di Eder Ruffine, sbaglia tutto, poi Alessio Ezzi e c'è il gol di Gonzales dalla distanza sull'errore di Ezzi. Sbaglia Ezzi, non perdona Gonzales che porta a 6 le marcature della Città di Sesto con la doppietta personale anche per Gonzales. Piaz fa girare la sfera verso Davison, ancora Spanu. Davison mantiene il posto palla, calcia con il sinistro, ribattuto ancora da Asqueri in fallo laterale, c'è Spanu sul punto di battuta, ancora Davison. Piaz allarga per Capitan Perdighe.
Adesso Ezzi verso Perdighe, palla dentro ancora per Piazza che si gira, non c'è il fallo secondo il direttore di gara, palla che termina sul fondo, può ripartire così il Città di Sesto, palla però recuperata subito da Davison che riparte, ancora Davison salta, Gonzales che lo aggancia, c'è il giallo anche per lo spagnolo. Furiezzi dentro Tidu, si riprende, calcio di punizione, Davison scarica per Perdighe, il controllo del destro sul secondo palo, ribattuto ancora dalla difesa del Città di Sestu, poi calcia dalla distanza ancora il Città di Sestu, palla che termina sul fondo, già rimesso in gioco dalla Leo. Tidu, palla dentro, sbaglia anche Tidu questa volta, poi c'è il contatto tra Piaz ed Escobar, tutto regolare secondo il direttore di gara. Ancora Ruffine all'indietro per Zanatta, 3 minuti esatti al termine dell'incontro. Città di Sestu 6, Leonardo 2, adesso Tidu scarica per Davison, mantiene il quinto uomo di movimento, ancora la Leo, palla dalla parte opposta di Perdighe per Spanu, sbagliata la posizione da parte di Marco Spanu, palla che termina in fallo laterale. Ancora palla dentro, Escobar 1 contro 1 con Piazza, ancora Escobar va sull'out di sinistra, la palla ribattuta ancora dalla difesa della Leo e termina in fallo laterale. Wilson, pallone dietro per Ruffine, ancora Ruffine per Wilson per l'ultimo tocco del numero 11 in maglia rosso-blu. Fallo laterale per la Leo, palla che passa da Davison, sbaglia Davison, adesso non riesce ad intervenire De Murtas, poi fuori Escobar, dentro ancora Luca Ruggiu. Già rimessa in gioco Zanatta ancora con il sinistro, pallone morbido, Ruggiu di testa ma lo controlla ancora Perdighe, lancio lungo, Ruffine di testa, spedisce ancora in fallo laterale. Davison sul punto di battuta non controlla Piaz,
Ancora Leo in possesso palla con Davison. La difesa della città di Sesto non permette alla Leo di trovare varchi. Tidu mantiene il possesso palla, salta Luca Ruggio, poi calcia dalla distanza Ruffine, palla che gira troppo e termina sul fondo. Ancora a perdite con le mani De Murtas di tacco per Tidu, c'è il contatto con Asquer. L'ultimo tocco è di Tidu. Ancora pallone lungo, Ruggio di testa non ci può arrivare. Riparte così la Leo. Ancora Piazza, perdite. Tidu cerca il secondo palo dove c'è appostato De Murtas, l'ultimo tocco dello stesso Tidu. Riparte così il città di Sesto, ma viene fermato subito e recuperata la sfera dalla Leo. C'è la scivolata di Asquer su De Murtas, calcio d'angolo ancora per la formazione ospite. Già rimessa in gioco Davison. Poi c'è la conclusione sotto misura ancora De Murtas, la doppietta di De Murtas nel derby, accorcia le distanze la Leo. Sono 3 i gol della formazione allenata da Luca Cata, sono 6 quelli della città di Sesto. Sicuramente un bel derby, sicuramente ricco anche di tante azioni da gol e di tanti gol. 9 sino a questo momento dell'incontro. Città di Sesto 6, Leonardo 3. Si riparte e arriva il giallo per Luca Ruggio, il giallo più strano dell'incontro sicuramente, perché la palla non era ancora partita, ma Luca Ruggio si trovava già quasi al limite dell'area di rigore. Per 2 volte lo stesso richiamo del direttore di gara, fino a quando arriva il giallo per l'ex giocatore, anche lui di Basilea e Cagliari calcio a 5. Adesso arriva invece il tocco del pallone, può ripartire subito Luca Ruggio, palla dentro ancora, la conclusione di Cau con la sinistro, palla che tocca la traversa, termina in fallo laterale. Adesso Davison pressato da Cau, c'è l'intervento di Cau, c'è il fallo fischiato ai danni del numero 9 in maglia rosso-blu. Calcio di punizione per la Leo che riparte con Piazza. Perdi che ha già superato la linea mediana del campo. Ancora De Murtas, pallone fuori all'indietro per Piazza, c'è libero Davison che riceve. Perdi che è fuori per Davison della parte opposta, ancora per Tidu, il controllo di Piazza, fa girare la sfera ancora alla Leo. De Murtas perdi che deve stare attento a non perdere palla, perché la porta ricordiamo che è sguarnita, visto che la Leo gioca col quinto uomo di movimento. Ancora palla dentro, Davison si gira, De Murtas riceve, palla fuori per Piazza, il controllo, poi perdi che con la piattone destro cerca il secondo palo in diagonale, poi controlla che la sfera termini in fallo laterale, la rimette subito in gioco verso Piazza, il controllo di Davison, ancora De Murtas col destro, ancora un ottimo intervento di Fabrizio Zanatta, uno dei migliori in campo in questa partita. ...20 secondi ancora da giocare in
questa ripresa, il sinistro dalla distanza sugli sviluppi del calciangolo, battuto da De Murtas da parte di Pippo Piaz, termina abbondantemente sopra la traversa, quindi termina sul fondo. Ancora Cau, il pressing di Piaz che recupera palla, cerca di saltare anche Ruggio che poi con la sinistra calcia in diagonale, palla dalla parte opposta in fallo laterale che rimetterà in gioco subito Perdighe. Da Perdighe per Davison, ancora Davison calcia lontano, palla che termina in fallo laterale, 6 secondi ancora al termine. Ruffine, palla che rimane là, Cau tra le linee, poi c'è la sirena che decreta il termine di questo derby per la 14ª giornata del campionato di Serie A2 di futsal girone A tra il Città di Sestu, padrona di casa, e la Leo che perde con il risultato di 6-3 al termine di un grande derby, di un derby spettacolare con 9 gol ma tante occasioni da reti, ma soprattutto un derby particolarmente corretto nonostante alcune ammonizioni che sono arrivate ai danni dei giocatori di Città di Sestu e Leo, ma un derby sostanzialmente correttissimo. Da Alessandro Carta un ringraziamento anche a Mattia Bullita che mi ha affiancato per questa telecronaca, e un ringraziamento a Enrico Costa per la parte tecnica. Chiudiamo il collegamento qui dalla Paladante di Sestu per questa 14ª giornata del campionato di Serie A2 di futsal girone A con, vi ricordiamo, il risultato finale: Città di Sestu 6, Leonardo 3. In settimana poi troverete anche le interviste del post partita. Mario Mura, 3 punti in classifica per inseguire ancora quel sogno, ma presumo che anche tu sapessi prima della partita che i derby sono difficili, non te lo devo naturalmente insegnare io, e che la Leo comunque si sarebbe giocata la partita sino alla fine. Sì, hai detto bene, sono 3 punti molto importanti, perché questa partita comunque la temevamo non per le assenze nostre, ma perché comunque la Leo è una squadra che non molla mai. L'ha dimostrato in tutte le partite che ha giocato in casa, in tutte, perché va a perdere sempre con 1 o massimo 2 gol di scarto. Vuol dire che è una squadra viva, lasciatemi dire, gli faccio veramente i miei complimenti, perché è una squadra composta praticamente da tutti i sardi che giocano, si divertono, combattono, è in una categoria difficile e questo ce l'ha da dargli merito. Le assenze di Mura e di Vanderlei, Bonfim Vanderlei, ti potevano mettere probabilmente in difficoltà, soprattutto nelle rotazioni, e invece oggi sei partito anche con un quintetto un po' particolare, perché hai schierato Ruffine e Gigi Asquer nello stesso momento, che sono i tuoi 2 centrali difensivi. Sì, le assenze è chiaro che il valore di Giulio e di Vandi non li scopro di certo io. Sono 2 giocatori per noi nella nostra economia molto importanti, perché sono 2 giocatori che ti danno profondità, che Giulio viene in mezzo alle linee, Vandi ti dà profondità, ci dà delle soluzioni offensive chiaramente diverse, ma durante la settimana ci siamo allenati per fare determinati movimenti e la squadra, soprattutto nel primo tempo, l'ha fatto egregiamente. Abbiamo sofferto veramente poco, se non qualche tiro da fuori con un palo che hanno preso loro, però nel complesso i ragazzi hanno fatto una grande gara, sono molto contento. Ti chiedo una battuta, ovviamente non è una critica, ma stai riscoprendo e stai tirando fuori il meglio anche di Gonzales, che nella prima parte di stagione naturalmente è un nuovo arrivo, era tra virgolette un po' tutto da scoprire, un po' da conoscere. Tu gli stai ritagliando comunque il suo spazio e sta dando comunque una grossa mano alla squadra. Sai, Abel è un giocatore che sempre la categoria non l'ha mai fatta, quindi chiaramente bisognava dargli un po' di tempo, perché comunque sta entrando in una squadra nuova, in una categoria nuova. Lui ha tante qualità, è uno che si allena sempre forte e ci sta dando una grossa mano, anche quando magari giocava meno. All'inizio gli ho chiesto che doveva difendere un po' di più, perché qualche carenza all'inizio ce l'aveva, però adesso il ragazzo si impegna tantissimo e ci sta dando grosse soddisfazioni, sono molto contento. Mario, un campionato di altissimo livello in Coppa Italia, si continua ad andare avanti, la vittoria in casa, avete ottenuto il passaggio del turno qui alla Paladante, diciamo una stagione positiva. Cosa preferiresti, andare avanti in campionato o in Coppa Italia? Andiamo avanti in tutte e 2 le competizioni. Io ho detto, ragazzi, abbiamo una rosa abbastanza ampia, con rotazioni discrete, e penso che ce la possiamo giocare su tutti e 2 i fronti.
la Coppa Italia, ormai ci manca l'ultimo tassello per andare a fare le Final Four e chiaramente giochiamo anche in casa, quindi sarebbe un vero peccato non giocarcelo. Cercheremo poi in campionato siamo là, ormai la salvezza è acquisita, cerchiamo di stare lassù, di farci i playoff e poi se viene qualcosa di meglio noi siamo là, ci facciamo trovare pronti, insomma. Luca Catta, partiamo da una risposta che mi ha appena dato Mario Mura. I complimenti all'Alleo, ha detto una squadra composta da quasi tutti i giocatori sardi, una squadra che vende cara alla pelle, una squadra che comunque è viva nonostante la posizione di classifica e nonostante magari qualche difficoltà che sta incontrando. Per cui penso che da tecnico, da collega possa far piacere. Quello che non fa piacere naturalmente è perdere un derby 6-3. Sì, la squadra è viva, non posso dire che non lo sia perché abbiamo lottato sino alla fine, cosa che sta succedendo tutte le partite. Si continua sempre a discutere sui gol che prendiamo e su quelli che non realizziamo. Oggi abbiamo iniziato la partita in salita, dopo 10 secondi eravamo sotto, abbiamo continuato a giocare nonostante tutto, abbiamo preso un palo, c'è stato un miracolo di Zanatta, altre occasioni che potevano avere una sorte migliore. Abbiamo preso il 2-0, il 3-0, abbiamo momenti di buio che poi paghiamo caramente. Nel secondo tempo siamo riusciti anche a risalire 2 gol sotto, abbiamo tentato il portiere di movimento, alla prima palla hanno segnato, quindi insomma è difficile in certe situazioni poi dover risalire sempre. Io a Mario Mura ho chiesto come gestisce lui le rotazioni, cioè nel senso che oggi gli mancavano 2 giocatori comunque importantissimi per la squadra e per la categoria come Mura e Bonfim Vanderlei, però ha cambiato modo, è partito con un quintetto atipico perché aveva Ruffine e Gigi Asquer insieme, non aveva magari tanto punti di riferimento in avanti, ha giocato un po' in maniera un po' diversa, te l'aspettavi? E soprattutto ti chiedo tu con le rotazioni come sei messo, nel senso oggi abbiamo visto un grande De Murtas, un buon Murgia, poi magari tanti giocatori come Davison e Perdi che forse hanno un minutaggio altissimo e pagano un pochino soprattutto nella parte finale. Allora, le rotazioni che ha il Sesto sono sicuramente diverse dalle rotazioni che abbiamo noi. Allora mancavano 2 giocatori fondamentali, però il quintetto e i 2 cambi che avevano sono tutti giocatori di qualità altissima. Se sono in quella posizione in classifica vuol dire che insomma, la qualità dei giocatori non è poi così male, diciamo così. È chiaro che hanno 6 giocatori di quel livello, non abbassano mai la qualità del quintetto che sta giocando. Io ho dei giocatori diversi perché ho molti giocatori giovani alle prime esperienze e quello che si verifica non avendo dei giocatori che hanno un livello così nettamente superiore agli altri. Io ho 10 giocatori in rotazione che praticamente sono quasi tutti uguali. Quindi giustamente io li devo tenere in considerazione tutti per cercare di vedere chi il giorno è più in giornata. Una rotazione così estrema ti crea problemi anche nei cambi. Questo non posso, per il tipo di giocatori che ho, fare a meno né di Davison né di Perdighe, perché sono i giocatori più esperti e gli altri sono tutti da plasmare. Davison, lo sappiamo, ti dà 20-25 minuti di qualità altissima. Fabio l'anno scorso poteva giocare 40 senza uscire, quest'anno ne sta facendo magari 30-35 e poi paga un pochino a livello di fiato. Stanno venendo fuori dei giocatori sui quali io credo ciecamente, vedi De Murtas che sta diventando un giocatore di categoria, che è sempre presente, che difende come un matto, che fa le cose semplici, le cose che servono a un allenatore. Sta crescendo molto Mattia Murgia, ci vuole il tempo perché nessuno nasce imparato e l'esperienza non la compri al market. Ti chiedo lotta play-out, oggi il Prato ha perso 14-1 per cui le distanze ovviamente rimangono invariate, però ci sono sempre meno partite e soprattutto diciamo così forse la questione mentale potrebbe diventare decisiva. Allora, noi lo sappiamo che dobbiamo giocare partita per partita. Se io ogni partita guardo la squadra contro la quale devo giocare, guardo chi hanno in organico, allora dico vabbè,
sarà difficile. Sono tutte difficili, ma lo sapevamo già dall'inizio. Il Prato è una squadra che ha forse a livello di rosa numericamente inferiore alle altre, sta trovando delle difficoltà. Per questo oggi poi il risultato 14-1 non fa testo, perché gli mancava sia Quaniglio che un altro giocatore del quintetto, quindi loro hanno rotazioni corte, se gliene mancano 2 la squadra non è competitiva, quindi questa partita non fa testo. Noi dobbiamo cercare di strappare qualche punto a destra e a sinistra per cercare di arrivare ai play-out, con tutte le difficoltà che troviamo, perché prendere batoste settimana per settimana non fa piacere, perché poi si tende a enfatizzare gli errori, si guardano cose che non si dovrebbero guardare e ognuno dovrebbe guardare a casa propria, per dire, ogni giocatore pensare a fare le poche cose che gli vengono chieste, fare quelle bene. Vedi l'esempio di De Murtas che fa le cose e si sta guadagnando minutaggio e stima da parte degli addetti ai lavori, perché oggi terze persone mi hanno detto che De Murtas ha fatto una grande partita. Per me è una grossissima soddisfazione. Speriamo che tutti i giocatori le partite successive riescano a giocare come ha giocato lui oggi, con la stessa intensità. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.